Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta stamani nei locali del foyer del Teatro Pirandello di Agrigento sono stati presentati alcuni degli appuntamenti di imminente realizzazione nel contesto del programma culturale di Agrigento, capitale della cultura italiana 2025. Sono intervenuti tra l'altro il presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l'assessore alla cultura Costantino Ciulla, il direttore generale della Fondazione del Teatro Salvo Prestia e responsabile dei beni culturali dell'Arcidiocesi, Don Giuseppe Pondillo, il presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giovanni Tuzzolino. Il grosso dei progetti, ha dichiarato la Cucinotta, inizierà proprio da questo mese di aprile. Il primo partirà il prossimo 26 con un ensemble musicale. Allora, l'esigenza nasce da questo, stiamo dando il via, intanto voi sapete che ci sono i progetti della Fondazione che fanno parte del dossier che poi ha dato luogo alla nomina di capitale della cultura per Agrigento. La Fondazione si occupa di questi progetti, alcuni sono partiti, uno in particolare a gennaio, qualche altro è andato più sottotono, ma ora il grosso dei progetti si svilupperà da aprile fino a fine anno. Allora io ho pensato di finalmente cambiare il verso, dare comunicazione, perché è giusto che si sappia quali sono i progetti, spiegarli, come si fanno, dove si svolgono, cosa e chi coinvolgono, perché è un'informazione che effettivamente ancora è mancata. Allora, il primo progetto più importante parte il 26 aprile del Clang Forum, che è questo ensemble di musica contemporanea, di musicisti contemporanei che si tratterranno ad Agrigento dal 26 fino al 3 maggio con 3 performance, una al Teatro Pirandello in cui saranno espresse delle musiche di 7 compositori selezionati a livello internazionale, che produrranno i loro pezzi che sono assolutamente inediti. Un'altra sarà un'esperienza di musica diffusa per la città, per tutta la città di Agrigento. L'ensemble si dividerà in tanti, sono 40 musicisti, si dividerà in tanti punti della città e farà delle performance assolutamente godibili da parte di tutti. E l'ultimo giorno, che sarà il cosiddetto simposium, si terrà al Teatro Efebo, che prevederà una sorta di musica per 7 ore completa di degustazioni e ripercorrendo quelli che erano gli antichi riti della musica e delle degustazioni. Guarda, le potenzialità sono tutte in nuce, ma hanno bisogno solo di essere messe a terra, come si dice, da un punto di vista gestionale ed amministrativo e condivise con il territorio. La dottoressa Cucinotta ha fatto un lavoro eccezionale, sta continuando a farlo nella strutturazione della fondazione. E quindi diciamo, il mio arrivo, intanto sono naturalmente onorato dell'incarico, ovviamente sento il peso della responsabilità, però io penso che ci siano le condizioni per poter da qua in poi iniziare un lavoro efficace e che coinvolga quanti più possibile enti territoriali, associazioni che hanno interesse a far sì che Agrigento Capitale diventi un'opportunità per tutti. Come d'altronde diciamo, è la cifra che caratterizza la fondazione stessa, che è una fondazione di partecipazione.